Basilio, oggi ospiti d'eccezione per la presentazione dell'ennesimo libro. Sì, è diciamo il 25esimo, siamo a un quarto del cammino come avevi profetizzato tu, la quota 100 è la nostra meta. Comunque certamente ci sono ospiti d'eccezione anche perché dovevo rifarmi dall'ultima volta, che il motivo tu lo sai benissimo. Comunque sono felice perché ho diciamo, il plus ultra dei giornalisti siciliani, Gaetano Sconzo, e anche italiani diciamo. Poi abbiamo il grande maestro Alvaro Biagini, che è stato un gigante nei primi anni 70-80 dell'Agragas. Poi abbiamo, tra poco arriverà anche Pino Rigoli, che sarebbe l'oggetto del libro Il ritorno del gigante, e anche Dario Scozzo e il suo DS, quelli che hanno determinato la salvezza dell'Agas, perché alla fine della giornata eravamo quasi retrocessi. Ecco, con noi Sconzo appunto, le vicende del Palermo, vorrei iniziare con il Palermo, una commedia già vista purtroppo ad Agrigento. Io ho il pullover rosa, forse non a caso, per scaramanzia. Poi sento dire a Basilio che farà 100 libri, quindi penso che camperò fino al 3000 e questo è un augurio del quale lo ringrazio e ringrazio tutti. Per quanto riguarda il Palermo, io penso che è in coma, perché le vicende sappiamo quali sono, c'è un ammanco pauroso, ci sono anche delle operazioni poco limpide, c'è il presidente agli arresti domiciliari, ci sono dei faccendieri che vengono spacciati per presunti acquirenti che è meglio tenere alla larga e buttare un po' di deodorante, perché purtroppo è gente che viene soltanto per spolpare qualcosa e scappare, perché col deficit che c'è non c'è come risollevare le sorti. Bisogna ricordarsi che il Parma, il Venezia e il Bari sono ripartiti dalla Serie D, bisogna ricordarsi che Modena, Cesena, Reggiana ed Avellino fanno la Serie D, passando seri guai, perché la Serie D è una tagliola tremenda. Soltanto si può salvare il Bari perché ha fatto una squadra da Serie B che gioca in Serie D, quindi va a giocare probabilmente, con tutto il rispetto per Gela, a Roccella Ionica e all'Ocri, e si deve adattare.